Benvenuti, oggi è sabato 7 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 16.42, la luna si leva alle 11.52 e cala alle 22.54. Oggi si celebra Sant'Ambrogio in memoria del noto vescovo e patrono di Milano. Il nome Ambrogio deriva dal termine greco ambrosios e significa immortale. Non a caso la bevanda degli dei dell'Olimpo si chiama ambrosia. Oggi 7 dicembre è la giornata internazionale dell'aviazione civile. Tale ricorrenza venne proclamata nel 1996 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con lo scopo di rafforzare la consapevolezza mondiale sull'importanza dell'aviazione civile internazionale per lo sviluppo sociale ed economico degli Stati. L'aviazione è da considerare come il motore della connettività globale ed è di rilevanza fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, adottata dalle Nazioni Unite e della Convenzione di Chicago, che fissa i principi alla base del trasporto aereo mondiale, promuovendo rapporti di pace tra nazioni, nel rispetto di norme che assicurino ordine, sicurezza e uguaglianza. Facciamo gli auguri al trapper Sfera Ebbasta che oggi compie 32 anni. Pseudonimo di Jonathan Boschetti, comincia pubblicando video su YouTube. Nel 2018 Rockstar entra nella top 100 di Spotify. Auguri anche al cantautore Tom Waits che compie 75 anni. La rivista Rolling Stones lo inserisce nella classifica dei migliori cantanti di tutti i tempi. Recita in molti film, tra i quali I ragazzi della 56esima strada, Dracula e America Oggi. E infine auguri al giornalista Gad Lerner che compie 70 anni. È conosciuto al grande pubblico grazie a trasmissioni di successo sulla 7 come L'Infedele. Sono le 7.40 del 7 dicembre 1941, quando il Giappone attacca con oltre 300 caccia la base aeronavale di Pearl Harbor, nelle isole Hawaii. Si contano 2.400 vittime e 188 aerei abbattuti. Il presidente Roosevelt si rivolge al Congresso parlando di un evento destinato a cambiare le sorti del secondo conflitto mondiale, portando in seguito al lancio delle 2 atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Ma sapete qual è il volo di linea più lungo? Un volo senza scalo da Singapore a New York percorre 15.341 km in 17 ore e 25 minuti. Gli aerei possono essere di varie tipologie, ma volano tutti secondo gli stessi principi. L'energia viene generata da un motore o da un'elica e l'aereo viene quindi spinto in avanti. La forma delle ali fa deviare l'aria verso il basso, creando per reazione una forza che mantiene l'aereo verso l'alto. Buon weekend ai 12! Il weekend non potrebbe iniziare meglio in maniera più sorprendente con Luna e Venere che transitano in Acquario e quindi con Plutone come capitano del segno zodiacale 11° vedremo la fantasia esplodere nello zodiaco in amore. Ariete, è proprio un bellissimo weekend, un weekend finalmente con la persona che desiderate e con il ritmo giusto che vi porta lontano, spensierati e felici. Godetevelo e se potete allungate quanto più possibile. Toro, la giornata di oggi prevede l'inizio di una Venere un po' spigolosa, proprio perché Venere è uno dei vostri pianeti, entrando in Acquario diventa quadrata e tutto quello che in Acquario è un po' troppo glaciale per i vostri gusti, sicuramente geniale. Vi ricordo che però avete Urano
nel vostro segno zodiacale, quindi un rapporto di mutua reciprocità con questi pianeti, seppure sembrano difficili. Provate a ribaltare la vostra solita logica e vedrete che le cose potrebbero andare meglio. Gemelli, inizia un periodo in cui la Venere è in trigono e congiunta a Plutone, grande passione, ripresa e trasformazione della vostra vita affettiva. Era proprio quello che aspettavate. Cancro, la luna oggi, la vostra luna quadra con Urano, oggi è una giornata piena abbastanza di tensioni, per cui dovrete stare attenti a non eccedere, soprattutto a non manifestare troppo nervosismo né in famiglia né col partner. Leone, per voi la luna è in opposizione, anche Urano non scherza con i suoi no. Venere inizia la sua opposizione, quindi ora è il momento di non caricare troppo il partner di troppe aspettative o soprattutto di malesseri o nervosismi, perché potrebbe essere l'inizio di un momento in cui ci si può confrontare, a volte anche in maniera molto plastica, proprio con il compagno o la compagna. Vergine, giornata oggi che prevede l'abbandono del trigono ai vostri gradi e quindi in amore il tempo, come vedete, non è eterno, per cui, sperando che abbiate seminato bene, è proprio la congiunzione a Plutone che sembra suggerire ai vostri gradi zodiacali di dedicarvi ad un weekend di passioni. Bilancia, stupenda notizia per voi, un bellissimo trigono proprio dal vostro pianeta guida, da Venere, che finalmente nell'amica Acquario diventa forte, passionale, magnetica e trasformativa. Probabilmente oggi avete la prova che gli amori del passato sono stati comunque delle esperienze formative molto importanti. Con uno di questi amori probabilmente vi incontrerete. Scorpione, inizia la quadratura della Venere, ma è congiunta comunque al vostro Plutone, quadrata anch'esso per carità, ma sicuramente con un'intrigante forza trasformativa. E il trucco, secondo le stelle, sarà quello di ribaltare gli schemi. Non state ad aspettare qualcosa, ma costruitela, fatevi amare. Sagittario, una giornata oggi che prevede l'inizio di un'amica Venere che vi allieterà non poco e che vi restituirà il sorriso amicale, comunicativo e soprattutto in amore. Le cose si chiariscono e diventa tutta una fluida dialettica affettiva. Capricorno, Venere oggi vi dice ciao. Seppure immattinate ancora nei vostri gradi, trasmigra nel segno zodiacale attiguo, l'Acquario, congiungendosi quasi perfettamente a Plutone e inizia una magia molto forte. Questo weekend porta con sé una vittoria conquistata, un nuovo assetto e un nuovo piano per il vostro futuro che vi fa già brillare gli occhi. Acquario, benvenuta Venere nei vostri gradi, è periodo dell'amore, della passione, di fascino, di creatività. È un momento in cui le stelle vi baciano, letteralmente anche la luna oggi sarà presente, i vostri affetti oggi saranno fondamentali per passare una giornata assolutamente divertente, nuova e diversa. Avete fatto delle grandissime conquiste, ora è il caso di goderne. Pesci, giornata oggi che prevede l'avvicinarsi di una luna in serata che vi riporta un po' a casa, un po' nella vostra zona comfort e nella vostra sicurezza degli affetti e dei soggetti e soprattutto in una dinamica assolutamente viva e fluida. La bella Venere inizia a sussurrare nella vostra anima dei dolci pensieri d'amore ed è il caso di godere di sottecchi anche di un amore misterioso e a volte un po' nascosto. Il 7 dicembre 1851 viene brevettato il primo frigorifero della storia. Solo nel 1900 verrà prodotto in serie e diventerà accessibile alle famiglie. In Italia sbarca negli anni 50 grazie all'imprenditore Giovanni Borghi, proprietario della Ignis. Prima dell'arrivo del frigorifero, l'unico mezzo per far arrivare in buone condizioni i prodotti alimentari era il ghiaccio. Sul detto di oggi, Kevin Spacey ha fatto l'attore protagonista per ben 6 stagioni. Avete capito bene, stiamo parlando della celebre serie House of Cards, che come avrete ben capito è anche un idioms molto utilizzato dagli inglesi. La traduzione letteraria ci aiuta ed è chiara, una casa di carte, o possiamo anche dire castelli di sabbia. Chiaramente indichiamo fare cose prive di solide basi e che perciò sono destinate a non durare.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il prestigiatore Jean-Robert Houdin. Il governo francese chiese il suo aiuto per contrastare l'influenza dei santoni arabi che provocavano disordini in Algeria. Houdin sbalordì il pubblico locale che si convinse avesse poteri soprannaturali e i disordini cessarono. Il più grande illusionista del Novecento, Henri Houdini, si chiamò così in suo onore. Ci salutiamo con la frase del giorno. Intelligenza non è non commettere errori, ma scoprire subito il modo di trarne profitto. Quindi non abbiate paura di sbagliare, potrebbe sempre portare a qualcosa di nuovo da scoprire o comunque da imparare. Noi ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Vi aspetto. Buona giornata dalla vostra Martina.